sono offeso. Guarda Chino, oggi sono offeso. Ma finì, perché tu a me queste cose non me le puoi dire. Canci misteri, che cosa ti metti a fare, Chino, all'età tua? Sì, terapia in attività. Terapia in attività, e che terapia? Certo, che c'ho domani a fare? Un tabacchino. Said, ma la chiami a Hillary per favore, quando sbari un poco, perché camera a dire... Cuttia c'è dipende di senso, frate, dipende di senso. Con di scecco di fammulo, il primo caucio è addosso, a ruota di te. Paparello, che fai? Ciao, Marco Aurelio, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Dimmi Tutto a tutto, che posto. succede? Senti una cosa, era la mia... mio piacere, va. Piacere. Tu mi avevi detto, tu Ruodi, che mi facevi guarda. conoscere la Tottina, a Nicareto, la Tottina, chi te ne A Tortina? La Del formaggio? La Ilarina di Tottina. Ah, piccola Ina! Vabbè, sì, adesso la faccio conoscere. Ah, Francesco, vuoi portare la piccola? Ah, vedi. Ma dove sta? Un niente. Che fa spesa? Isa, si chiama Isa, bello abbreviativo. Dove sta? Isa spesa. Ma come sa spesa? E cago, sotto la spesa, Isa. Sì, l'ha messa sotto a spesa. E testa di... E ti aspettavamo con tutti i sogni miei. La posso dire una cosa? Quando mi canti il romanesco, proprio sapete, ma fai a capotare le cabane da banna. Si accapona. Senti una cosa, Pupone, ma chi ti portassi un carrello della spesa dal supermercato? Chi mi serve per la state? Gli stati. Dice, non vedo l'ora che aprono di nuovo gli stati, che vamo a fare le partite, che gioco in terza categoria, guarda, prima categoria, non so manco io dove. E Acqua fresca, vuoi bere? Hai sete? Acqua? è pronto. Ho capito che fa. Che a Catania c'è uno che fa, hai sete? Vuoi vivere? E tirano l'acqua. Ma veramente a Catania? No, vabbè, pazzesco, cioè, Però- non ci posso però- credere che queste cose succedono. Comunque, basta parlare di mio marito, non lo so, voi e lui per insieme, fammi capire. Che c'entra? Io devo un travagliatore numero uno. Ma mo fai un palleggio che ti dà per dire che... Caspata! Madonna, quando mi fa sto palleggio mi vede di giocare a mia! No, voglio a te, Ilari, devi venire, spicciati perché voglio a Va te. bene, vengo, senti, fammi trovare trucco e parucco. Sarà fatto. Va bene? E niente, per il resto Ti siamo serve tutti- ci serve altro? qualcos'altro? Che No. ti serve? È mutismo selettivo che è venuto. Qualche carta di 50 euro? Penso Ma che... su lei 50 euro di porare. Mare. Qui non vedo Amore mai... profumo di mare. No, quella è un'altra canzone. Li sapete tutti. Va bene, stai Ciao. tranquillo, non ti preoccupare. Sì, ci vediamo prossimamente. Ci Ciao, vediamo, chiudi il collegamento? Grazie. Niente, Chino, se i miei dubbi sono sempre più picchino e Ido, che sa mare profumo di mare, che palleggia. E Ida che non mi convinci. 50 euro per girare a mare, chi è? Cosa Ilari? (35,2). Stai morendo? Ma che bella la palestra, eh? Per me da guardare, perché a mia mi si dia la palestra. Però i ragazzi fanno attività, fanno sport, che siamo ancora chiusi, ma che ci volessi? Questa pandemia è una gran camorria. Quando ci fu la zona rossa si sono organizzati malissimo. Io gliel'ho detto al sindaco, guardi che ad Amsterdam la zona rossa è organizzata molto meglio. Sul coprifuoco a me non mi interessa. A casa dalle 22 alle 5. Io già alle 9 dormo, che mi interessa, a mia miseria. E comunque chi lo doveva dire? Che noi avremmo salvato l'Italia stando a casa con pigiama. Ma io già da anni salvo l'Italia. Perché a me... Felicità, 3, 2, 1, ciao. Buona chi sta? Signori. La taglia è perfetta. Non è chiuso? Finalmente! La panza mi arriva un dei peri aspettando a lei però, eh? Sì. Sono Stefani, Mister Bella d'Italia, certificazione internazionale estetista, Sì. parrucchiera, Sì. nata per lo spettacolo. La chiamavo perché ci sto facendo il taglio capelli a mia mamma. Sì. Perché fra qualche giorno sa ricoverare ospitali, c'hanno l'ora con le reni, Sì. insomma, però è una bella cosa, io ci taglio i capelli belli, avi bello completino, fa una bella combassa però con lei. Si riposa un poco. Sì. Però Jonathan, ma fare una raccomandata a ospitali? Raccomandazione, così ci runo un occhio, insomma, Sì. mi sembra in età, mia mamma.
Nell'ordine Jonathan Maddiri, se viene a matrimonio, se ricevi il curriculum, se viene a baby shower, se viene all'Immacolata Nubilato, se mi dà il numero per il ronfatore, il numero per quello che fa il soggiorno. Attende in attesa. Va bene, aspetto. Sono mamma, i capelli che si lavano in tuo gabinetto? Meglio ubidè a sto punto. La nostra epoca passerà alla storia come l'epoca delle fake news, le notizie false. Fake news che sono importantissime perché condizionano la vita moderna. Ci sono paesi che addirittura riescono a modificare le elezioni di un altro paese grazie alle fake news. Paesi che influenzano, diciamo, altri paesi per quanto riguarda, ecco, il commercio. Ci sono partiti che gettano fango con le fake news su altri partiti avversari e quindi praticamente le fake news diventano uno dei problemi più seri della nostra epoca, che però nessuno ha interesse di andare a risolvere, approfittando del fatto che non è facile distinguere una notizia vera da una falsa, soprattutto perché spesso e volentieri la realtà supera la fantasia. Una famiglia adotta una bambina di 9 anni e dopo circa un mese scopre che si tratta di una nana di 22 anni. Sembra una barzelletta, non è così, è accaduto nel 2019. Sempre nel 2019 è successo che un anziano di 87 anni è stato investito e la cosa, ahimè, ci ha rimesso pure la vita. È successo in Veneto. Ha fatto sorridere un po', diciamo, come un anziano investito fa sorridere, sì, perché l'investitore ne aveva di anni 89. Ditemi poi quando è che può capitare un'altra coincidenza di questo genere. È difficile, ripeto, è difficile. Allora facciamo un gioco. Io vi racconto una cosa e voi mi dite se è vera o se è falsa. Per esempio, di prima mattina sulle strisce pedonali un tizio sta attraversando, arriva una ragazza con un'autovettura, lo prende in pieno e gli spezza una gamba. Scende dalla macchina, lo raggiunge, mi creda, mi sono distratta un attimo, mi dispiace. La ragazza alza gli occhi, vede sull'altro marciapiede che c'è scritto studio medico, guardi, ne possiamo approfittare. E c'è uno studio medico, per fortuna c'è un dottore che la può subito soccorrere. Al che il poveretto con la gamba rotta si solleva e dice: ma vaffanculo, il dottore sono io. Ora, è vero o è falso? È vero, è vero. E vi posso dire che è successo pure a Palermo e anche in via Pindemonte. Quindi, come vedete, sembra una barzelletta, ma barzelletta non è un fatto vero. È parto trigemellare all'ospedale a Palermo e il medico tira fuori il primo gemello, gli dà lo schiaffetto sul culo e lo dà alla NURS. Secondo gemello, schiaffetto sul culo e lo dà alla NURS. Aspetta il terzo e non lo trova. 1 minuto, 2 minuti, fino a quando, visto che sveglia la donna, la partoriente, il medico chiede alla donna: signora, ma siamo sicuri che erano 3? Io così sapevo dall'ecografia che erano 3. Ma intanto il terzo non arriva. Un attimo che vado a vedere l'ecografia. Mentre si allontana, il medico, esce fuori il terzo bambino dal grembo materno e chiede: signora, che una tempolata. Ora, è vero o è falso? È chiaro che è falso, non è vero, però non è che è falso perché il bambino parla, perché già ormai quasi in fasce già parlano, sono di una generazione diversa. La verità è che se era ammucciato da rintra, come vedeva che la voce lui picchiavano tempolate. Ecco, quindi ragionandoci, in fondo la fake news si può venire a galla, si può scoprire. Vi racconto il fatto come me l'hanno raccontato. Paesino montano, caserma dei carabinieri, il maresciallo mentre va in giro vede che l'appuntato che sta scrivendo una denuncia da parte di una signora ha la borsa calda sulle ginocchia. A questo punto, appena la cittadina se ne va, si avvicina all'appuntato e su mancia senza pane. Ma siamo impazziti! Ma che cosa fai con questa borsa calda sulle ginocchia? Maresciallo, non funziona il riscaldamento, c'è freddo, siamo a dicembre, io sto morendo freddo, e mi sono fatto dare questa borsa calda a mia nonna. E la puoi restituire a tua nonna, perché noi siamo carabinieri, siamo l'arma, noi dobbiamo essere temperati a qualunque temperatura. Che cos'è la borsa calda sulle ginocchia? Devo levare la borsa calda, allora ma lo risolva lei il problema, perché io sento freddo, perché lei passeggia qua in caserma, io sto qua fermo a scrivere al computer e sento freddo. E come potrebbe essere? Quale potrebbe essere la soluzione? Il maresciallo ci riflette un attimo. Sai che ti dico? Hai un amico, un conoscente, un parente che ti può prestare un gatto? Ti fai dare il gatto.
te lo metti sulle ginocchia che ti tiene caldo. A questo punto, anche se i cittadini ti vedono, penseranno: guarda, i carabinieri sono animalisti, i carabinieri amano gli animali e ci facciamo pure figura. Grazie. Dopo 2 giorni il maresciallo passa e vede l'appuntato con un gatto sulle ginocchia. Gli si avvicina e dice: hai visto che la soluzione era più facile di quanto potessi pensare? E l'appuntato: facile, lei non sa che ci fosse perché in chilo era qua cavolo. Oh, guappo! Insomma, tanto a posto non è. Che fu? Che succede? Codolino, mi stai aumentando la panza. Che per forza mangi quando dongo la calogna? Tu sai che pensai? Che vuoi fare? Cambia con me che faccia piega. Sì, fatto il macoro colore e lo shampoo mentre che ci si. Si dice dieta, sarbaggio, dieta. Che sto qua, insomma? A dieta, a mangiare più pizza. Certo, E allora? non è che posso continuare così. Certo. E poi, perché mangiando una così, mi tocca che mi scrovo un palestra. No, lascia vedere i palestra che ti pare che su chi di una volta che di tempi nostri quelli là che so 1, 2, 1, 2, non è più così, mi dispiace, ora sono spa, resort, beauty farm, su cose che tutte cose si facciano con la palestra. Tu pensi che la giorno viene uno cutto tanto e mi dice che cutti me ce ne vuole, perché mia madre mi dice per il mio mi dice: pare che dici, se mi faccio la lampada divento più bello, ci si vede che è la lampada abbronzante, a canotta ti pare che è la lampada di Aladino. Cioè sì, in una stanza non c'erano certi fisicacci che sanno sti pesi incredibili, cioè, guarda io alzo 100 kg e tu ci fai l'amico, io ne alzo 150 e tu ti offri, no, io easy dai che me ne vai ruci in questa stanza, no, cioè guarda io faccio una serie di 50 e tu ci fai l'amico, io una serie di 100 e tu ti offri, no, io faccio una serie di malo combasso come non esce di qua e dentro in un'altra stanza dove c'è una bella invenzione, la bicicletta, solo che questa fu fatta a Catania questa invenzione, per chi è senza ruote già si chiama spinning, lo capisci solo a fine mese perché si chiama spinning, come ti portano conto ti spingono vivo, giusto? Tu devi pedalare e c'è uno pagato per rompere dei capazzisi per tutta l'ora, si mette qua e comincia, corri che dietro di te c'è il lupo mannaro, vabbè ho capito, corri che il lupo mannaro ci mangia tutto, oh e va bene, salvo, rompo tu corri, io mi piacciono i lupi, c'ho un allevamento di lupi. Allora lui che fa, capisce che è stato pesando lì, tu fai il giro, dopo una mezz'orata si canta qua per condice nell'orecchio destro e ti dice corri, devi correre, va bene, devi correre, va bene, devi andare veloce, oh rompo tu corri, se voglio correre, se voglio camminare cammino, come in lo pago io. Che poi questo spinning è pericoloso perché i sedili di queste biciclette le fanno a forma di supposta, che la prostata non è che si infiamma, proprio diventa un falò. Risultato che dopo 4 mesi sì, i perdi 5 kg, ma compenso che mi co pannolone. No, oh. Che stai che ingenno? No. Sta ridendo? No, ci stai pensando. Perché? Che non c'hai idea, non mi ci scrivo più la palestra. Che poi mi riduce qua, pannolone magari io. E che era, Nico? No, non c'è che sei Nico tu. Tu solo una cosa che hai, Nica. Ci rivedo. Lei quando vi ripicchio da panzerotto. Come non sono botta qui sto carrozzo? Sono matto fici e io me la piangere. Voglio dire, stamattina che un con Pulici che ci va a fare sta maglietta rossa, me la devi cucire. Vedremo se mi accattavo la spagnoletta, vedremo? Ah, cai. Un rocchetto, quello bestia, dagli occhi rocchetto che mi accattavo. Hai che stava a traccare un ferrabotto. E tu modo, io l'hai detto sempre, tu sei cosa solo per appennere. Ora, un colore non si sta, un colore non si sta. Ma bisogna avere a rossizza ora, su città se andà occhio, vedremo? Non conchiuremo niente, a ammazzare quando mi noi ora sta a casa.